Questa sera siamo qui di fronte al porto di Cagliari, dietro alle spalle di questo camion che Dodore Meloni ha portato qui di fronte alla regione sarda per attuare una protesta politica contro la regione e i suoi membri rappresentanti. Sappiamo che esiste una mozione del Partito Sardo d'Azione sulla questione dell'indipendenza e perciò vogliamo sapere come mai, visto appunto che si dovrà discutere di questo, Dodore sei venuto qua a te e con i tuoi amici militanti in questa Cagliari appena uscita dalle ferie. Beh, proprio per quel motivo sono qua, e cioè in pratica io sono un indipendentista. Allora, qui per la prima volta nella storia della Sardegna c'è una mozione presso il Consiglio regionale che parla di indipendenza. Cosa vuol dire questo? Che il compito di un indipendentista è quello di spingere perché il Consiglio regionale discuta e parli di indipendenza. Tutti gli indipendentisti saremmo dovuti essere qua. A me non mi interessa se l'ha fatto il Pisdazzi o meno. Il Pisdazzi mica è un nemico, potremmo avere delle divergenze, ma combatte o dicono che sono verso l'indipendenza. Per cui loro hanno proposto questo, il Consiglio lo ha accettato. Allora, se manchiamo gli altri indipendentisti, cosa vuol dire? Che non ci curiamo del merito o dell'importanza di questa discussione che sta nascendo lì. Se noi fossimo tutti qua adesso, cosa avremmo fatto? Avremmo fatto una forza enorme per spingere, per costringere al Pisdazzi di proseguire, di spingere sempre di più la mozione, non di barattarla per esempio con un assessorato forte, questo o quest'altro, e gli altri partiti che ormai tutti parlano di sovranità, di indipendenza o meno, a codificare la parola indipendenza proprio negli atti ufficiali del Consiglio regionale. Cioè cosa sarebbe? Sarebbe una vittoria di tutto il movimento indipendentista, non solo mio. Io faccio politica e queste cose le faccio perché non mi interessa se sia Tizio, Carlo Semproni o che milita in altri partiti indipendentisti. Chiunque propone o fa, come ha fatto Sardini, una mozione che io ritengo perfetta per arrivare all'indipendenza, per discutere sempre di più della parola indipendenza, per scalare una montagna si comincia da basso. Certo. Lì si sale un po' e si fa un campo base, poi se ne fa un altro pezzo e poi un altro pezzo, fino a quando si arriva alla vetta. Scusa, c'è qualche movimento indipendentista che dice che praticamente te con questa azione, senza andare a convocare prima loro, praticamente fai un'iniziativa diciamo un po' individuale come movimento indipendentista. Questo, e ogni volta che a me mi dicono queste cose, a me mi fanno ridere. Se sono incapaci di fare politica, se io avessi chiamato loro avrebbero risposto come sempre hanno risposto. Ovvero? E quando mai hanno risposto a una mia chiamata? Sono tutte le vite che dico di parlare di andare tutti insieme o meno. Cosa ho sempre sentito? Che gli altri sono seri e io non sono serio. Come mai non sei serio secondo? Secondo loro, perché io a loro gli ho sempre chiesto questo. Per cortesia, mi puoi dire la commissione a te che ti ha dato l'autorizzazione a giudicare gli altri che fanno politica se sono seri o meno? Se tu mi dai i nomi di quella commissione, vado anch'io da loro, così mi danno anche a me l'autorizzazione di giudicare gli altri movimenti politici e potrà darsi che a te, invece di serio, ti dirò che sei peggio di essere serio, che sei infantile. Mi farò autorizzare anche a te, dove tu ti fai autorizzare per dire sulla mia serietà o meno. La serietà si fa con i fatti. Se loro sono incapaci di fare le azioni perché parlano, si riempiono bocca di indipendenza. Io sono rientrato 2 anni a far politica, 2 soli anni, fatta l'altro giorno, al 25 di agosto. Cosa ho fatto io in 2 anni? Cosa esiste ma al momento non esiste nell'immaginario collettivo? Gli altri che sono tutte le vite che fanno politica, che fine hanno fatto? Con la loro capacità, con la loro serietà, con la loro grandezza, parolaia, ma di contenuti zero. Anche stasera sono venuti ex sardisti qua a parlarmi, a discutere su queste cose. Cosa avremmo potuto fare per esempio per le comunali a Cagliari? Se io dovessi andare a parlare con qualcuno di questi che reputano di essere i super indipendenzisti o meno,
non vengono. Questi che dicono che io non li ho chiamati a loro, me lo dicono adesso, ma loro ieri erano qua, come ci siamo parlati tante altre volte, sono passati qui di fronte, no, per andare al Mediterraneo. Cosa gli era costato, visto che ho iniziato ieri a venire, Dori, ta volta Zanconca, io te volevo fare. Invece no, non sono capaci a fare politica, non sono capaci, punto e basta, perché la parola politica non la conoscono, vengono le lezioni su queste cose qua, vengono e sono pronto, come sono sempre stato disponibile a spiegare come si fa la politica. Perciò tu adesso, tu con questa presenza qua, cosa raggiungerete? Ho già raggiunto. Avete già raggiunto? Ho già raggiunto che gli altri indipendentisti hanno detto che ho fatto questa cosa a titolo personale e ho già vinto, perché loro comunque sono rimasti sempre fermi, no? Su cose immoti, e allora chi manca perde sempre. Prima base, gli altri pensano che io mollo, ma non mollo, perché anche se oggi hanno spostato l'aula, l'udienza, il dibattito che devono fare sui fondi fra la regione e lo Stato, la diatriba che c'è su queste cose qua, io martedì, fino a martedì sono sempre qua. Se non ci sarò da solo faremo i turni con tutti gli altri o meno, ma questo mezzo rimane sempre qua. Non è che loro, perché l'hanno spostato in 7 giorni, andiamo via cominciando. Siamo noi padroni in Sardegna qua, chi mi è che mi proibisce di rimanere qua? Io sarò qui a fare sempre quella che si chiama anima indipendentista. Non mi arrendo mai io. Perciò fino all'indipendenza della nostra terra. Io combatterò sempre, proclamato vuoto sangue, per quanto sono vivo, ma combatterò anche da morto su queste cose qua, perché la mia presenza potrebbe essere ingombrante anche da morto, no? Certo. E allora, per cui anche bene, sono gli altri che devono stanarsi, da uscire dalla tana personale, dal personalismo, da queste cose qua. A forza di Sagonca la devono tirare fuori. Grazie,